Bella raga, ciao a tutti del Comandone Veneziano, siamo su Formula 1 e 2017 e siamo a Monza ragazzi, pole position comendiana, sappiamo che Monza è una delle gare più favorevoli. Fiori devo portare a casa assolutamente i 25 punti perché se c'è qualche ritiro dei primi tre in classifica e tutto posso addirittura lottare per qualcosa di grande. Rock and roll. Gara di casa, ho vinto l'altro anno, posso vincere anche quest'anno. Ok, siamo davanti. E bisogna vincere sta gara a tutti i fottutissimi costi. Ok. Siamo partiti bene. Perde una posizione Perez, ma grande anche Perez, le Force India ci sono. Ok, e adesso speriamo di fare una gara all'attacco e cercare di mantenere la first position per tutta la gara. Questo è l'obiettivo, non facile, ma ci proviamo. Abbiamo il finlandese volante dietro. Monza è una gara che amo. Perfetto raga, sono 27 giri di pura passione, di pura carica, dove c'è solo un obiettivo, portare a casa i 25 punti. Ce la possiamo tranquillamente fare, cioè tranquillamente no, però ce la possiamo fare. Non è un'impresa impossibile. Spariamo 2 giri a miscela grassa e poi andiamo di standard, perché sennò veramente consumiamo tutto. E sono dolori. Previsto nuvoloso ma non è prevista pioggia per la gara odierna. Fastest di veneziano, ma è il primo giro. Primo giro tranquillo, nessun problema nelle chicane, nessun ritiro, nessun incidente degno di nota. E adesso deve cominciare la nostra fuga. Può cominciare, deve cominciare. E veramente 5 punti importantissimi, ecco subito sbavatura che non dovevo fare. Non va bene lo stesso. Attenzione, Perez è molto indietro, ha perso molto terreno il mio compagno di squadra. Abbiamo Raikkonen alle calcane, ma purtroppo ho fatto un errore alla prima chicane. Ok. Però stiamo già prendendo terreno, bravo Perez che mi sta rallentando gli altri, grande Perez. Ti vogliamo così. Parabolica presa veramente male, ma va bene lo stesso. Fastest di Kimi, infatti. Raikkonen ha appena registrato il nuovo miglior tempo. Mi fa piacere. Mamma mia, se Raikkonen è vicino. Devo togliermelo dalle balle. Meno male che dietro Perez è già a 4 secondi. Bisogna vedere con l'IRS quanto rischiamo. Ragazzi, sosta ai box è stato sicuramente un qualcosa, un tamponamento alla prima chicane perché ho guadagnato dei secondi sui terzi e quarti, non sul secondo. Vai, velocissimi subito, vai. Adesso speriamo di non trovare traffico e di mantenere poi la prima posizione. Abbiamo effettuato tutte Questa è la le soste speranza. a disposizione. Ecco, un po' di traffico purtroppo c'è. E adesso fioi. L'obiettivo è mantenere la prima posizione della strada di miscela grassa e rischiare anche con il carburante, se no non ce la faccio. Vai Kume. Siamo sesti in questo momento.
Adesso non possiamo sbagliare niente. E chiaramente speriamo di non avere safety car, perché se loro vanno nei box e io vado piano perdo sicuramente la posizione. Ci giochiamo tutto ai box in sta gara, secondo me. Adesso devo andare anche, come si dice, devo andare anche sotto con il carburante, perché devo tirare il più possibile. Questo è l'obiettivo. Ok, Perez è ai box. Sergio è ai box. Dai, 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 dai. Gran sorpasso. C'è ancora Kimi davanti che però non ha ancora fatto la sosta. Ha un bel vantaggio. Ma non è impossibile. Solo che rischio tanto con il carburante, però quello è sicuro. Mamma mia come ce la giochiamo. Adesso capire il distacco da Kimi. Abbiamo Bottas che insomma aveva un buon vantaggio su Valtteri. Bisogna capire su Kimi. Dopo devo andare di Miscela 18 secondi, siamo là. Tanto attenzione, un ritiro, primo ritiro del mondiale, cioè del mondiale, cioè della gara. Alcune informazioni su Hülkenberg. Hülkenberg. Ha un grave problema, a quanto pare dovrà ritirarsi. Hülkenberg è fuori dai giochi, Raikkonen, iBox, Kimi, iBox. Dai, 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 sì, è nostro, è nostro, è nostro. Il distacco dal tuo compagno è 26,4 secondi. E adesso Miscela magra. Missione compiuta. Missione compiuta, ragazzi, abbiamo anche guadagnato qualcosa, molto bene. Solo che siamo senza carburante adesso, eh? Attenzione, attenzione. Stai zitto. Hülkenberg ha parcheggiato la sua vettura. Bandiera verde. Ok. Sappiamo che è una gara iper favorevole, Monza. Adesso devo portare il carburante di nuovo a più, se no so cazzi, però. Ok. Dai, Chiat, rallentami, Bottas. Ok. Buono, buono, buono che comincia la magra, stiamo andando abbastanza bene. Speravo in un ritiro di Bottas o di Raikkonen o di Vettel, ma non si può aver sempre culo. Tanto Bottas supera Chiat. Ok. Concentrazione ai massimi, ragazzi. Non possiamo fare sta prova a Monza, perché veramente qua dove possiamo vincere ogni anno, salvo ritiri o altre cavolate del Cume. Infatti il primo anno mi sono ritirato qua. Ok, adesso facciamo un altro giro con Michela Grassi e poi possiamo andare a standard.
ragazzi, mancano 7 giri. Abbiamo le due Ferrari dietro perché Bottas ha perso le due posizioni perché l'ingegnere mi ha detto che ha qualche problema, probabilmente un calo di potenza per Valtteri, che comunque là è quarto o quinto. Solo che noi abbiamo ancora forse due clienti ancora peggiori perché le Ferrari sono le più forti in questo momento. Lei è dura a portare a casa la vittoria. È molto dura. Devono stare iper concentrati, se no vogliamo perdere la posizione. Scusate se parlo poco ragazzi, ma veramente basta un errore per perdere due posizioni e non posso permettermelo. Le Ferrari sono veramente sto anno, cioè già l'altro anno ha vinto Raikkonen, ma sto anno sono ancora più forti. Mancano ancora tanti giri purtroppo. Manca troppo. Presa non bene sta chicane, porca troia, eccolo là. E mosso dolori. Adesso sono cacchi. Vettel mi ha superato. Devo tornare di miscela grassa, porca miseria, perdiamo la prima posizione così, in maniera abbastanza ignobile. Adesso devo dare tutto ragazzi, devo dare veramente tutto. Sempre stato in testa. Vai. Se devo rischiare, eh. Vai, 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 lui. Attenzione, mi prendo lo stesso l'interno. E ci riprendiamo la prima posizione, ce la riprendiamo. Con le unghie e con i denti. Sarà veramente dura, eh? Che balle, oh. Non possono ritirarsi tutte e due le Ferrari, no? Ancora tanti giri mancano, purtroppo. Ok, sempre Vettel secondo, Raikkonen terzo, poi penso Valtteri o Perez e poi Valtteri. Hamilton non si è visto per il momento. Attenzione, Raikkonen supera Vettel intanto per cominciare l'ultimo giro mondiale. La tensione le stelle, veramente faccio veramente fatica a commentare, scusate, ma ecco, parabolica presa di merda, miscela grassa ultimo giro. E andiamo. Non possiamo sbagliare niente. Meno male che stanno lottando un po' tra di loro. Andiamo piani e tranquilli, se così si può dire.
Cioè una vittoria fondamentale, veramente mi può proiettare a quarto posto sicuro, non dico sicuro però possiamo lottare tranquillamente per superare almeno una delle due Ferrari e una delle due Mercedes. Giro record di Valtteri. Sento un po' le gomme usurate. Dai, che è quasi finita. Consigliamo di passare al mix 2. Stai zitta. Al mix 2. Ok. Ultima parabolica ragazzi delle vittorie, ma stiamo calmi, stiamo zitti e stiamo fottutamente buoni. Eccolo. Parabolica finale. Bandiera a scacchi e si vince in casa per la seconda volta consecutiva. Wow! Assolutamente fantastico, splendido risultato. Ragazzi, terapone show, fioi. E si gode. Grande vittoria, grandissima vittoria. Eccolo, guarda che bell'uomo. Li vedo che si dirigono al podio adesso. La Force India ha fatto e ora Bene, 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 andiamo a vedere la classifica. La classifica ci vede addirittura terzi a soli 22 punti da Raikkonen, ragazzi. Possiamo lottare per il mondiale, stiamo calmi. Nella costruttori siamo terzi e qua molto più indietro. Raga, un saluto del comandante veneziano, stiamo calmi, lottiamo per il titolo. Ciao!